Buonasera e benvenuti a questa edizione di TG Sicilia e i titoli del nostro telegiornale. Gli ultimi istanti di Sara in un video. Una telecamera di sorveglianza di un distributore di carburante a Messina ha registrato la discussione e poi l'aggressione del suo assassino. Dopo 2 ore di interrogatorio di garanzia, Stefano Argentino confessa il femminicidio di Sara Campanella. Straziante il post della madre della ragazza. Era la vita, adesso solo buio e abisso. Partinico ai domiciliari, i fratelli accusati di aver pestato a morte il fruttivendolo che difendeva il figlio in una lite per un sorpasso azzardato. Anche la procura di Trapani indaga sullo scandalo dei referti istologici in ritardo. La CGIL accusa sistema sanitario al collasso, mancano 4.000 medici. A Catania la nuova pista ciclabile di via Domenico Tempio disastrata e allagata con enormi pozzanghere, incompleto pure il tracciato di via Santa Sofia. Calcio, il Palermo lavora per la gara di domenica al Barbera contro il Sassuolo. Catania, i rossazzurri preparano la sfida alla capolista Avellino, un match che ha riacceso l'entusiasmo della tifoseria. Ufficiale il divieto di trasferta per i supporter irpini. Ancora buonasera. Un video di una telecamera di videosorveglianza ha registrato gli ultimi istanti di Sara Campanella, ripresa mentre discuteva proprio con Stefano Argentino, che poi si è rivelato il suo assassino. Il servizio di Francesco Triolo. È la videocamera di sorveglianza di un distributore di benzina sul viale Gazzi ad immortalare gli ultimi istanti di vita di Sara Campanella. Sono le 17:24 di lunedì pomeriggio e la giovane compie il solito tragitto che dal Policlinico Universitario conduce alla fermata dell'autobus. Sono alcuni dei frame che incastrano Stefano Argentino. Si vedono i 2 ragazzi discutere, passare dietro il gabbiotto del distributore e poi uscire di nuovo alla vista della videocamera. Lei davanti, lui dietro, lei si ferma, si volta verso il ragazzo, poi accelera il passo. Lui la raggiunge, la prende da dietro, poi lei scappa, lui la insegue. Nel frattempo arrivano altri studenti, sono in 5, ma Sara e Stefano sono già fuori dal raggio di questa videocamera. La tragedia di Sara, probabilmente, si è consumata proprio in quei secondi. E si è tenuto questa mattina ed è durato più di 2 ore l'interrogatorio di garanzia di Stefano Argentino. Il giovane ha ammesso di essere stato lui ad uccidere Sara Campanella. Il GIP di Messina ha convalidato il fermo e disposto la misura cautelare. Il servizio. Ha risposto ad alcune domande, ma sostanzialmente sono state delle risposte di conferma degli addetti. Ha confessato Stefano Argentino, lo ha detto ai magistrati che lo hanno interrogato nel carcere di Gazzi a Messina durante l'interrogatorio del PM prima e quello di garanzia del GIP dopo. È stato lui ad uccidere Sara Campanella. La conferma arriva dall'avvocato Raffaele Leone, il legale della famiglia del 27enne, che dopo l'interrogatorio di garanzia ha rinunciato al mandato perché è un civilista e per la difesa dell'indagato. Invece è necessario un esperto di penale. Queste le parole dell'avvocato all'uscita dal carcere messinese. Sì, è in uno stato di estrema prostrazione. È pentito? Guardi, questa è una parola grossa, non sono in condizione di dirlo. Sicuramente ha detto qualcosa per Sara. È molto chiuso, molto in se stesso, ma non ha avuto, sicuramente ha manifestato sempre un grande interesse, se così possiamo dire, per Sara. Ma non mi sentirei di dire se sia pentito perché non ha avuto. Era un interrogatorio per cui ha risposto alle domande che gli sono state poste. Questo fatto, se era pentito o se avesse un pensiero per Sara, non l'ha chiesto Era nessuno. freddo, lucido, com'era? No, per lucido era molto frastornato un po' dalla vicenda tutta. Comunque Mi hanno chiesto se qualcuno l'ha aiutato dopo l'omicidio a Sì, gli hanno chiesto ma non ha risposto. Intanto, dopo l'interrogatorio di garanzia, il GIP Eugenio Fiorentina ha convalidato il fermo del 27enne ed emessa a suo carico un'ordinanza di custodia cautelare. L'autopsia invece verrà effettuata nella giornata di venerdì. C'è solo buio e abisso, bisogna sempre denunciare. È il post straziante della mamma di Sara a Portella di Mare, nel Palermitano, dove abita la famiglia. Sono giorni di lutto. Il servizio è di Marco Gullà.
Sara non parla più, non ride più, è fredda, non c'è più colore, non c'è più il nostro sole, non c'è più la brezza del mare che tu amavi tanto, c'è solo buio e abisso. Bisogna sempre parlare per denunciare. Lo scrive su Facebook Setti Zaccaria, la madre di Sara Campanella. E oggi Portella di Mare, frazione di Misilmeri, dove vive la famiglia di Sara, è un paese a lutto. Il dolore avvolge tutta la comunità. La comunità è triste. La comunità perde una sua cittadina e la perde in un modo un pochettino tragico e brutto. Parliamo di femminicidio, una ragazza che viene appunto assassinata, non è una bella notizia. La comunità è scossa, nonostante, mi preme dirlo, in questi anni si è fatta un'attività sempre di prevenzione con le scuole, non sono mancati momenti con le parrocchie, con le comunità, con le forze dell'ordine di sensibilizzazione. Una ragazza da 1000 risorse, era una ragazza educata su tutto, niente da dire. Lei era sempre sorridente, sempre una parola di gioia, sempre una parola fresca come era lei, come il suo sorriso. In lontananza riecheggia il rintocco delle campane. Il paese adesso si prepara per rendere l'ultimo saluto a Sara e stare accanto alla famiglia. Per 20 anni ha coordinato il pool antiviolenza, reati in cui le vittime sono soprattutto le donne. Marisa Scavo, magistrato in pensione a Catania, dice oggi devono scendere in campo anche gli uomini. L'ha sentita per noi Lorena Dolci. 2 anni di stalking, di attenzioni morbose e, come ha detto la Procura di Messina, nessuna denuncia. Ecco perché le giovani donne, le donne hanno paura di denunciare. Devo dire che molto spesso non è la paura di denunciare, molto spesso avviene che non hanno la percezione di quello che subiscono. Nel caso della ragazza di Messina si è verificato proprio questo. Anche il padre di Giulia Cecchettin, sentito, interpellato in questi giorni, ha detto di non sottovalutare questi campanelli d'allarme. È proprio così, i campanelli di allarme si devono immediatamente percepire e mai pensare che questi eventi tragici possono succedere solo agli altri e non a se stessi. Marisa Scavo ricorda che oltre alla denuncia esiste anche l'ammonimento da parte del questore. Le vittime possono ricorrere all'istituto dell'ammonimento, che è un istituto molto efficace perché si esorta il soggetto a sottoporsi ad un programma di recupero per la fuoriuscita dal circuito della violenza. Non solo, ma l'ammonimento diventa una circostanza aggravante e rende il reato di stalking procedibile d'ufficio, anche se è stato emesso nei confronti di una vittima diversa da quella che la subisce in un determinato momento. Il codice rosso ha fatto tanto, ma non è solo questione di inasprimento delle pene. Io dico sempre che per contrastare veramente questo fenomeno culturale occorre un cambiamento culturale, devono scendere in campo anche gli uomini. E le violenze non si fermano mai contro le donne. A Catania un uomo è stato arrestato dai carabinieri per maltrattamenti e tentata estorsione e anche minacce nei confronti della moglie, alla quale ha anche puntato un coltello alla gola. Il marito era già stato ammonito per le sue condotte violente, ma la donna lo aveva riaccolto in casa pensando che si fosse ravveduto. A Partinico, agli arresti domiciliari, i 2 fratelli accusati di aver pestato a morte il fruttivendolo che difendeva il figlio durante una lite per un sorpasso azzardato. Il servizio è di Manlio Viola. Sono gli arresti domiciliari Antonio e Leonardo Failla, i 2 fratelli accusati di aver causato la morte di Gioacchino Vaccaro, fruttivendolo di 45 anni, al culmine di una lite stradale a Partinico nella quale la vittima difendeva il figlio. Non avremmo mai voluto che accadesse, hanno detto durante l'interrogatorio di garanzia al GIP Marco Petrigni. I 2 hanno confermato di essere stati loro a colpire Vaccaro, ma hanno anche raccontato una versione diversa della lite di strada che ha portato alla tragedia. Tutto inizia da un sorpasso azzardato, una parola di troppo
al volante le auto che si fermano. Secondo il racconto dei fratelli Failla, autori del sorpasso, subito dopo sarebbero stati aggrediti dal figlio di Vaccaro. Ne sarebbe scaturita la rissa nella quale sarebbe poi intervenuta anche la vittima per difendere il figlio. Nella bolgia anche Gioacchino Vaccaro sarebbe stato colpito con calci e pugni. L'uomo si presentava in ospedale poco dopo e in seguito, mentre già era ricoverato, collassava. L'ipotesi accusatoria è che la morte sia conseguenza indiretta delle lesioni dovute ai colpi subiti, ma questo dovrà essere confermato dal referto autoptico. Ora i due fratelli dai domiciliari invocano l'autodifesa. Quale che sia la verità sul come si sono svolti i fatti, resta la tragedia assurda della morte di un uomo che difendeva il figlio durante una lite scaturita da un sorpasso, una assurda lite di strada. Adesso cambiamo argomento, ci occupiamo di sanità. Trapani è solo la punta di un iceberg. Questa è l'accusa della CGIL al sistema sanitario, che dice al collasso in Sicilia mancano 4.000 medici. Intanto sarà la procura di Trapani che si occuperà dell'inchiesta sui referti istologici in ritardo che ha provocato lo scandalo all'ASP. Il servizio è di Eva Spampinato. Noi oggi abbiamo un sistema sanitario che non garantisce affatto il diritto alla salute. La CGIL siciliana si scaglia contro il governo e lancia un pesante atto d'accusa riguardo alla sanità nell'isola. Carenze d'organico, inefficienze, la politica che sceglie i manager, i fondi del PNRR che non vengono spesi. Il caso di Trapani è solo la punta dell'iceberg, come commenta Buongiorno Sicilia il segretario regionale della CGIL Mannino. Abbiamo la mancanza di 4.000 medici e infermieri nella nostra regione. Non possiamo immaginare di dare una risposta sul diritto alla salute se non facciamo un piano straordinario di assunzione che è sempre più necessario. Non è avvenuto nessun intervento nel rafforzamento della medicina del territorio, nessun rafforzamento della digitalizzazione, della telemedicina. Il sindacato ha anche diffuso uno studio sui fondi del PNRR destinati alla sanità siciliana. Quasi 1 miliardo di euro destinati alla Sicilia per costruire case della salute ed ospedali di comunità. Di queste 43 case ospedali di comunità che andavano costruite, 21 ancora debbono iniziare i lavori. Quindi questo significa che noi su quasi 1 miliardo di euro rischiamo di non spendere almeno il 50% di queste risorse. Questo è delittuoso. Intanto sarà la procura di Trapani che si occuperà dell'inchiesta sui referti istologici. La procura ha avvocato a sé il fascicolo aperto dai colleghi di Marsala per competenza territoriale, dove si è registrata la condotta omissiva. La vicenda è quella legata agli esami istologici non refertati per tempo e che ha provocato di fatto il mancato e tempestivo intervento medico su pazienti oncologici. Ne sono stati accertati ben 356. Nella giornata mondiale sulla consapevolezza dell'autismo, anche la città di Catania si colora del blu delle panchine che diventano simbolo per ricordare che la diversità è ricchezza. A Caltanissette intanto l'iniziativa dell'Out Caffè con una tazzina gratis per tutti. Roberta Lunghi. Si colorano di blu tante panchine anche nella città di Catania nella giornata mondiale della consapevolezza sull'autismo. Un piccolo gesto per ricordare che la diversità è ricchezza e che ogni voce merita di essere ascoltata. Molteplici le iniziative a Catania, da via Plebiscito con Autenticamente, che ha inaugurato un parco esterno al centro, alla panchina blu di piazza Lincoln voluta dal sindacato CISL, fino al parco Vulcania in piazza Aldo Moro, luoghi di inaugurazione che diventano il luogo di incontro di chi convive con l'autismo e ne sviscera le difficoltà. Ci sono le giornate quando è oppositivo, quando è provocatore, sono tante le cose e qualche volta subentra anche l'aggressività. C'è poca inclusione nelle scuole, pochissima inclusione, perché alcune volte i bambini vengono emarginati e non è giusto. La panchina blu come simbolo di inclusione, ascolto e consapevolezza che ambisce alla condivisione di una tematica che diventa cara a chi ha fatto della diversità un valore, come all'Out Caffè di Caltanissetta. Fabio Ruvolo, presidente della cooperativa che ha dato vita alla caffetteria gestita da lavoratori con spettro dell'autismo ma anche portatori della sindrome di Down, vara un'iniziativa speciale, caffè gratis per tutti. Che vogliamo dare una dimostrazione chiara, non tanto del gratis, che sicuramente farà piacere, ma quando invece sull'aspetto che cambia, non assistenziale il nostro modello, ma propositivo. Quindi siamo noi che offriamo un caffè grazie al lavoro dei nostri ragazzi.
Adesso parliamo di una incompiuta a Catania, una pista ciclabile disastrata e allagata. Si tratta della nuova pista ciclabile di via Domenico Tempio, che si somiglia sempre di più a un percorso a ostacoli, in evidenza anche con le enormi pozzanghere. È incompleto pure il tracciato di via Santa Sofia e non mancano le polemiche. Tonino De Mana. Allagata, disastrata, ad ostacoli, con incomprensibili saliscendi a Catania. La pista ciclabile di via Domenico Tempio è un concentrato di pericoli, dove gli amanti delle due ruote fanno a gara, ma ad evitarla. Splende il sole in via Domenico Tempio, ma di ciclisti non si vede neanche l'ombra. Dopo oltre mezz'ora d'attesa all'altezza di Faro Biscari appare un ciclista spaesato e disorientato. È costretto a scendere per proseguire, il perché lo raccontano le immagini. Queste piste ciclabili vengono mantenute in maniera molto approssimativa. Forse anche la progettazione ne è colpevole. Stare in una pista ciclabile e poi finire in mezzo alle macchine non è la migliore delle idee. L'altra pista ciclabile di via Santa Sofia è invece un cantiere aperto, dove però mancano gli operai. Non le manda a dire il consigliere comunale Graziano Bonaccorsi. Praticamente via Santa Sofia non si sa più nulla, è il silenzio assoluto, ma la cosa più grave, ripeto, è che in mezzo alla pista troviamo la rete, dei paletti di ferro, insomma, per delimitarla, ma tutto è stato praticamente abbandonato. Tempi di consegna non precisati, per buona pace di chi si sposta in bici o per chi crede ancora in questa città alla mobilità sostenibile. Nel frattempo la pista ciclabile è diventata un parcheggio abusivo. In Sicilia sempre meno coppie decidono di mettere al mondo un figlio nel 2024, proprio nell'isola, meno nascite e più decessi. Il presidente dell'Osservatorio Civico Sorbello al nostro TG dice: rischiamo un suicidio demografico. Il servizio è di Francesco Aloi. Già da qualche anno al di sotto dei 5 milioni, gli abitanti in Sicilia sono sempre meno, un dato che guardando al futuro preoccupa e non poco. Preoccupa perché stiamo andando incontro a un vero e proprio suicidio demografico che è ancora più allarmante nelle zone interne della nostra regione. Gli ultimi dati Istat ne danno conferma, sono più i decessi che le nascite. Nel 2024 in tutti i capoluoghi il saldo naturale è in negativo, significa che il dato riferito alle nascite è più basso di quello dei decessi e in alcuni casi viene anche doppiato. Sì, è una tendenza che purtroppo continuerà anche nel futuro e che è necessario invertire nel più breve tempo possibile. Non sarà possibile farlo però purtroppo in tempi brevi perché il numero delle potenziali madri continua a diminuire. Ed è allarme rosso. Per questo è necessario che si intervenga subito, non a parole, ma con i fatti. La pubblica amministrazione non comprende purtroppo che il costo dei figli non può essere sopportato solo dalle famiglie. È provato che la prima causa di povertà in Sicilia, insieme alla perdita di lavoro, è la nascita di un figlio. Quindi di concreto il governo cosa dovrebbe fare? Dovrebbe mettere in atto misure che aiutino innanzitutto i giovani a restare nella nostra terra. Perché se il trend non dovesse cambiare, la Sicilia rischia di diventare terra di pensionati e turisti e i giovani vanno via. Adesso ci fermiamo, una piccola pausa, poi lo sport. Rientriamo e apriamo la pagina del calcio, partiamo con il Palermo che lavora per la gara di domenica prossima al Barbera contro il Sassuolo. Un big match, Pierozzi in dubbio, ma torna Verre, il servizio di Marco Gullà. La vittoria ottenuta alla Rechi contro la Salernitana ha permesso al Palermo di fare un blitz in zona playoff e di incamerare contestualmente una dose di fiducia in vista del rush finale della regular season. 7 partite alla fine per riscrivere il libro del campionato, a partire da quella di domenica al Barbera contro il Sassuolo. Una sfida particolarmente difficile con i neroverdi che potrebbero addirittura festeggiare la promozione in Serie A entro Pasqua. Il Palermo dal canto suo ci arriva con la consapevolezza di essere inferiore, ma di potersela comunque
puoi giocare. Pierozzi è in dubbio. Le condizioni del calciatore sono da valutare dopo essere uscito dolorante dalla sfida della Rechi. Ai box ancora Gomis, ma anche Nicolao e Di Francesco. Rientra però Verre dalla squalifica e Dionisi avrà a disposizione un trequartista di ruolo. Si riapre quindi il ballottaggio a centrocampo con Segre e Ranocchia che scalpitano. Brunori e il Palermo intanto ancora insieme con il capitano che avrebbe siglato un prolungamento fino al 2028. Adesso parliamo del Catania che blinda la difesa e risale la classifica domenica alla sfida alla capolista Avellino, che riaccende l'entusiasmo della tifoseria. Divieto di trasferte invece per i supporter irpini. Servizio di Tonino De Mana. 4 vittorie, 4 pareggi e solo 5 gol al passivo. Il segreto della rinascita del Catania sta anche nella difesa, che cresce a vista d'occhio con i numeri che certificano la solidità del reparto arretrato. Dolce musica per le orecchie di Toscano, che finalmente può lavorare con serenità, visto che vincere aiuta a vincere. Convinzione e consapevolezza sono le parole d'ordine in casa rossazzurra. Ora si guarda avanti con maggiore fiducia e, perché no, con ritrovato entusiasmo. Ripresa degli allenamenti al Cibalino per una settimana che porta dritto dritto alla sfida contro la capolista Avellino, che certamente troverà un ambiente gasato dagli ultimi risultati. Contro gli irpini, all'andata finì 2-2, tornerà al suo posto Di Gennaro, che ha scontato un turno di squalifica, ma soprattutto potrebbe rivedersi inglese, fermo da oltre un mese, trascorso tra la Sicilia e il Veneto per curarsi dall'infortunio. Chiaramente il rientro del bomber pugliese dovrà essere gestito anche in considerazione dell'appendice dei playoff. Intanto il prefetto di Catania Librizzi ha disposto il divieto di vendita dei tagliandi ai residenti nella provincia di Avellino. La decisione riguarda tutti i settori dello stadio. Adesso ci fermiamo per un'altra piccola pausa. Entriamo in diretta. Prima di chiudere un ultimo aggiornamento: un cadavere in decomposizione è stato recuperato in mare a 12 miglia circa da Porto Empedocle in provincia di Agrigento. L'ha recuperato la Guardia Costiera. La salma è stata a bordo da una motovedetta ed è stata sottoposta all'ispezione cadaverica. Non c'è certezza, a causa delle condizioni del mare, che si tratti appunto di un cadavere di un naufragio, anche perché il cadavere si presenta in condizioni non giudicabili dagli esperti. Sembra però, secondo appunto chi lo ha rinvenuto, che possa trattarsi di un uomo soccorso che non è riuscito a salvarsi la vita nell'ultimo naufragio del 18 marzo. E con questa notizia si chiude questa edizione del nostro TG Sicilia. Vi ringraziamo per averci seguito e vi auguriamo un buon proseguimento di serata.